Insomma, Barbara, attacchi di panico, tanto tu lo sai, no? Cioè ormai posso dire certo. che mi fanno compagnia da metà della mia vita. Siete molto coraggiose a parlarne. Beh, del resto, insomma, se se ne parla poi un po' si riesce anche a smorzare la Certo. paura. Comunque, oppure, sì, tocca a te. si può smorzare la paura ascoltando della bella musica. Anche. Quella dell'altra puntata? Non quella dell'altra meno puntata, male. non quella dei Mail Nut, ma piuttosto quella che ci farà ascoltare il nostro musicologo, esperto di musica italiana e anche sanremologo, Eddie Anselmi, che come sempre, guarda caso, è alla porta. Eddie! Oh, che meraviglia! Piacere. Ciao Eddie, Ciao, piacere! grazie. Ciao Eddie, grazie di essere venuto. Piacere. Senti, vedo che sei arrivato con gli Piacere. attrezzi del Armato come il mestiere. Giappone. Esatto. Sì, ho portato una stesa di 45 giri, perché il 45 giri è stato un po' la pietra certo. miliare della fruizione musicale italiana, da quando esplode il fenomeno. Questo è un ritrovato della tecnica. Prima i dischi erano grandi così, costosissimi, e se cascavano per terra si rompevano. Quando nel 57 viene fuori il 45 giri, è poco costoso l'apparecchio per riprodurlo, quindi è alla portata di tutti, può essere inserito nel jukebox, mentre i primi 78 giri non poteva andare nel jukebox perché si rompeva, non riusciva meccanicamente a essere girato, e quindi questo dà il via al grande boom dell'industria discografica di tutti la fine degli anni 50, ma soprattutto degli anni 60 in Italia. Quanta cultura. Tanta, in un esserino così. Guarda, inaspettato. Per restringere tutto questo campo di cultura, io ho chiesto a Eddie, perché è un po' tipo jukebox, no? Tu gli chiedi un tema e lui lo svolge, esatto. Ci vogliono anche le 100 lire però. Non ci sono più, ti mettiamo 5 centesimi. Di portarci una 2 euro, selezione, di portarci una selezione che ha a che fare con l'amore. L'amore? L'amore. Quello di cui tutti abbiamo bisogno per vivere. Esatto. Ma io sono partito un pochino da lontano, perché ascoltando le canzoni mi sono reso conto che fino all'inizio degli anni 60, alla metà degli anni 60, i giovani, gli uomini, le donne che si amano nelle canzoni lo fanno in maniera molto discreta, addirittura non si capisce che cosa facciano, insomma, sono molto acquarellosi, chiaramente si amano, stanno sulla spiaggia, si immagina, però è tutto lasciato all'immaginazione. Nel 1963 Sì. era cominciato lo zoo delle cantanti. Voi avete sentito sicuramente nominare la Tigre di Cremona era Mina, l'Aquila di Ligonchio sarebbe stata la Zanicchi, Milva era la Pantera di Goro. Certo. E la Carlina di Chic Chat. Ma non è finita qua, perché il bestiario della canzone italiana gode anche di animali che non sono poi dopo... Per esempio? Per esempio la leonessa di Massa Lombarda. No, fantastico. Ma ascoltiamola, Amour. Ma ho detto, siccome siamo in zona... Amour, 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 io la voglio sentire. Lei arriva seconda al Festival di Sanremo del 1963 e poi scompare praticamente nel nulla. Come inizio delicato questo pezzo. Ed era molto etereo. Lei dice: cosa farai con i soldi della tua partecipazione al Festival di Sanremo? Regalerò un fucile da caccia al mio babbo. Ah, perfetto. E i genitori l'hanno lasciata da sola, accompagnata dagli discografici, e lei rilascia le interviste mentre un cameriere dell'albergo dove è alloggiata le serve delle mattonelle di sugo al sapore di nafta sulla pasta scotta, come si usava in certi alberghi un po' dozzinali del tempo che fu. E poi invece sì, era così delicata, così eterea, così... e poi sì, non ha fatto quasi più niente, ha fatto una carriera sicuramente negli scenari di seconda schiera, ma per i festival di Sanremo, i festival Bari, i Cantagiro, la scena principale appunto il palcoscenico, il proscenio italiano, dopo quel festival 63 invece la vide un pochino meno famosa, meno fortunata. Tant'è vero che gli zoofili della canzone quasi non se la ricordano più. Non si ricordano di più la Cerbiatta di Forlì, che sarebbe stata Alice, o il Pulcino del Gabbro, che sarebbe stata Nada.
No, ma io la Cerbiata di Forlì me la ricordo, Carla Bissi e Alice, perché per Forlì fu un evento, io sono di Forlì e a Forlì per quel Sanremo lì dell'81 non si faceva altro che parlare di questo fenomeno. Poi noi della Romagna comunque abbiamo avuto la Leonessa di Massa Lombarda, la Cerbiata di Forlì e comunque abbiamo avuto anche la Laura Pausini e con questo chiudo. La Pausini qui non hanno dato un animale. No? No, qualcuno ha fatto delle battutacce da caserma, insomma, parlando di bovini, di L'ippopotame. Conselice, ma di ippopotami, di Fontanellato, ma insomma non era. Di dov'è la Pausini? È di Solarolo. Di Solarolo, Conselice, Lugo. Sì, sì, quelle zone lì. A me piaceva però questo percorso che ci stai facendo Sì, fare attraverso... Dalla Leonessa. Dalla Leonessa, esatto. Allo zoo della canzone, sì, perché poi dopodiché arriviamo al 64, appena un anno dopo già i giovani cominciano ad aver voglia di uscire. Questo è Bruno Filippini che ci racconta di come passa la sua settimana. Fammi vedere un po' com'è. No, sabato sera, ok. Bruno Filippini. Perché la settimana comincia da lunedì. Lunedì, come triste. Ma io questa la lunedì, conosco. senza te. Aspetta, cosa fa lunedì? Lunedì è triste senza lei, anche il martedì è triste senza te, mercoledì Meglio. potremo salutare solamente per telefono. ti potremmo salutare, sì, telefono. ma soltanto per telefono. Per Così carità. pure giovedì e venerdì. Cosa succede il sabato? Ci si vede. La porta a ballare e la potrà baciare. Ah, è Benedetto. Dopodiché che ricomincia una settimana dove addirittura il mercoledì si baciano, Ah, ma già, soltanto per telefono. solo per telefono. Come pure giovedì e venerdì. Questo è l'amore vero, Ma però. questo pezzo è bellissimo, io sono stata una modesta ragazzina e questo pezzo me lo ricordo perfettamente. Bruno Filippini è uno dei cantanti minorenni, perché il Festival del 64 fu monopolizzato dai cantanti minorenni, aveva 18 anni, ma in realtà si compiva la maggiore età a 21 e la più famosa fu Gigliola Cinquetti che vinse quel festival con Non ho l'età, altra canzone che parlava d'amore. Io non posso concedermi a un uomo, un ragazzo molto più esperto di me, non più vecchio, più esperto, Più tu esperto. sai molte più cose. Il sottotesto era abbastanza evidente. Quindi non aveva l'età, Giulia Cinquetti. Non aveva l'età. Però poi? Dopo un anno sembra che comunque non si sa bene quali siano i suoi programmi e quali sia la sua agenda, ma sicuramente c'è una nuova esigenza perché Giulia Cinquetti ha bisogno di vederlo. Ho bisogno di vederti. Sanremo 85, Deborah. 65. No, 65. No, non mi guardare come a dire te c'eri, io non c'ero. Scusa. Questa è la prima canzone, e anche l'unica, scritta da Piero Ciampi nella storia del Festival di Sanremo. Piero Ciampi allora lavorava per l'etichetta, componeva anche canzonette e quindi col suo paroliere di fiducia, con suo fratello, scrivono questa seconda canzone della campionessa d'Europa e d'Italia di Giulia Cinquetti che difende vanamente il suo titolo al Sanremo del 65. Però nei versi si sente come lei sia già molto presa, lei Lo ha pensa bisogno di sempre, vederlo, lo ha pensa detto. sempre, sempre e più di sempre. Non le andrà bene quel festival, l'anno dopo però tornerà. Nel frattempo ci sarà un altro disco di intermezzo dal titolo Prima o poi telefonami e poi dopodiché sboccerà definitivamente a Sanremo Te del la do. 66. No. No, sarà Dio come ti amo con Modugno. è vero. Modugno Dio come ti amo. sarà un 38enne contro i 17-18 anni di Gigliola e già vorranno baciare le loro labbra che odorano di vento, loro due innamorati come nessuno al mondo, quindi già insomma La Odorano di Gigliolona. Che odorano allora. di vento. le labbra che odorano di vento, non si sa che qua a Bologna usiamo certe espressioni per voler dire ben altro, ma insomma. Con l'espressione. Va bene, però. Passano soli 10 anni e già a Sanremo i ragazzi hanno cominciato a prolificare. Scusa, però è meravigliosa la compagnia di bandiera all'Italia. Vediamola. Almeno nel copertina. La copertina gli Albatros. degli Albatros. Ecco, forse esatto, bellissima. E la canzone la porta, gli Albatros sono il gruppo di Toto Cutugno, è un gruppo artificiale fatto di turnisti e suonatori fondati attorno a una persona che è poco fotogenica e a cui i discografici dicono tu non avrai mai una carriera solista. Lui racconta Toto ancora Cutugno. dei ragazzi dell'amore negli anni 70. Ci avevano visto Un lungo, italiano diciamo. vero. È un fotoromanzo drammatico perché la compagna, la fidanzata di Toto Cutugno rimane incinta e Toto Cutugno è costretto a imbarcarla su questo volo a Z504 che era allora il Roma-Londra per accompagnarla, far sì che lei si rechi in Inghilterra a interrompere la gravidanza. Questo è non
Spagna, era permesso in Italia. Uno sviluppo drammatico di E queste questa scena da fotoromanzo, perché poi alla fine dietro questa canzone, una canzone molto anomala, perché dietro questo strumentale loro dialogano, quindi c'è Toto Cutugno che recita con... Era un po' progressive. Franco, ma un po' prende anche un premio come miglior arrangiamento da Radio Monte Carlo, però parlare di progressive per Toto Cutugno mi sembra un po' esagerato, anche perché Demetrio Strato se la prende male. sì, il testo c'era comunque una voglia, una esuberanza strumentale, anche sicuramente una qualità, insomma, c'è più qualità dietro un volo a Z504 di Cutugno che dentro un'intera puntata di un... Dite un talent Factor, show a caso. certo. Stavo pensando agli amici. X Factor ogni tanto qualche cosa di che... Perché non ho mai guardato nessuno dei due, quindi... Però- un talent show a caso. Allora, gli anni 70 erano fatti di grandissima qualità, grandissimo artigianato, grandissimo mestiere, però chiaramente Certo. diversi. Ho passato dei bei giorni con te. Dice lei. Peccato che poi, vero, vabbè, Stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao, anzi addio. Perché? Ciao. fetentone. Anzi, Era un volo sull'andata, quindi. Allora non stavi scherzando. No. E sentite questo, il pathos di Toto Cutugno, questo grande attore mancato, strappato al palcoscenico, e lei che invece guarda prova quanto cielo c'è. con poesia, guarda quanto cielo amori ci c'è, stanno quanti dentro. amori ci stanno dentro e quanti volano via. Però, Pelle d'oca. sì, mi si è drizzata tutta la cordigliera delle Ande. Se Toto Cutugno accompagna drammaticamente la ragazza all'aeroporto, c'è un giovane sempre al Sanremo del 1976 Paolo che Frescura. finge di trasgredire e si trova più o meno nella stessa situazione, perlomeno la ipotizza, ma in questa trasgressione apparente c'è anche una conservazione, i principi, i valori tradizionali. Matrimonio riparatore. 2 anelli, d'altronde. Diciamo anche solamente la finta, il prenderlo in considerazione, si intrecciano come fili di ferro alle dita e per gioco si sposano. Ma il primo verso forse lo possiamo ascoltare. Quei giorni segnati a matita sul tuo calendario. La ragazzina segna A matita. il calendario a matita, I tuoi tiene segnalibri segnalibri di fiori in mezzo al diario, ma a un certo punto fa una domanda al compagno. E tu all'improvviso mi chiedevi piano che cosa faresti se aspettassi un bambino E allora lui Però va nel panico, Era una roncolata. sul tuo viso. ma a quel punto lui le fa una promessa d'amore perché con 2 fili di ferro appena piegati si scambiano gli appena anelli. piegati. Pettentone, io almeno un brilocco lo volevo comunque. Beh, vabbè. almeno non la imbarca come quello di prima sul volo a Z, eccetera. 504. Esatto. Quindi se te lo dice il moroso, ti ho prenotato una Z504, fetente. E nel frattempo lei si toglie la fascetta indiana dalla fronte, sotto il golfino trasparente, lui si accorge che lei non porta niente e dolcemente finiscono a terra, sì, perché ogni scusa pare buona in questa canzone e in questo momento... Si toglie la fascetta indiana dalla fronte. Che anni stiamo? 1976, questo è E il quindi? Sanremo del 76, era il grandissimo favorito della vigilia, aveva avuto un grande successo l'anno precedente con la canzone Bella Dentro, sempre un'altra... L'inno delle cesse, bella dentro. E capisco me lo che sei volevo bella dire. dentro tu. È l'inno dei gabinetti. Però è una canzone che a livello di costume è molto famoso perché è la prima occorrenza nella letteratura italiana della locuzione il tempo delle mele, perché lui ricorderà il tempo delle mele rubate che sarà poi mutuato dai titolisti di un film famoso qualche anno Capolavoro. dopo. Ma Però non era finito, i ragazzi comunque negli anni 70 possono essere ripresi anche dalla canzone mentre si scambiano baci e fusioni. I primi sono Andrea e Nicole che raccontano una storia di 2 persone che si incontrano in treno, poi dopo camminano verso una casa deserta e lì si amano, che è un'altra serie di canzoni, dette orgasmo song, fotoromanzo song, sexy song. ma è sconvolgente. Erano vietate dalle radio, questa è 18 anni di Paolo e Francesco, una delle più famose. Neanche della fantasia, Paolo e Francesca. Paolo e Francesco, e venne dopo, tutto quanto venne dopo Je t'aime moi non plus Ah, di ok. Jean Birki e Quindi erano le Serge versioni Gainsbourg. era la risposta La versione italiana. italiana. Forse si può ascoltare in sottofondo che i 2 signori sono rimasti soli in casa e in A questo- 18 anni qui E si giocano a parla. burraco. Credo che sì, perché i videogiochi non c'erano ancora nel Una 1976. partita Monopoli, però. L'Atari
Insomma, la trama della canzone è molto semplice, lei compie 18 anni, vuole fare la festa insieme a lui E lui le fa la festa? Ma no, lui è molto timido, lui ovviamente adesso non abbiamo tempo di entrare dentro i versi, ma in mezzo a questo coro angelico lui non capisce niente, dice come mai, non vedi niente di strano? Ma non c'è nessuno, dove sono i tuoi? Sono partiti, vedo che sei sulla bella strada, sulla buona strada. E dopo una serie di giri di valzer accompagnati da questo coro angelico, no, per sottolineare Certo. la mistica del frangente, E il sentimento anche che accompagnava. alla fine telefoneranno i genitori e si sentirà la voce della fanciulla che risponde al telefono e dice sicura siete arrivati, tutto bene? E a una domanda che non si odia, dice come stai? Lei risponde sto meglio, sto molto meglio adesso. Che eleganza nell'irismo di questo pezzo. Gianina, ma se io ti lascio da sola a casa? Non chiamare nessuno, Gianina. Quindi? E niente, Ed quindi- eccoli gli ansimanti, Sì, infatti. i ragazzi stanno continuando a ballare ci il valzer danno, nel frattempo. Ma ogni tanto si certo. prendono anche, sì, sono canzoni che durano anche molto poco, ce n'è una tale prima volta di Andrea Nicole dove siamo stati sul cronometro, a un certo punto c'è un cambio di ritmo quando entrano nel vivo delle trattative e questo cambio di ritmo dura 23 secondi, poi si ripassa il coro angelico, probabilmente sta facendo una sigaretta, ma 23 secondi. No? Vabbè, Un po' poco, ma Come quanti si ce ne chiamava sono? il moroso della Nicola? Andrea. Andrea, dai! Ma quanti ce ne sono di questi pezzi? Diversi. Ce ne sono tanti. Diversi anche con, diciamo, geometrie variabili. Ah, Per esempio per esempio? il triangolo. Tutti hanno presente Renato Zero, tutti hanno presente Pensiero Stupendio, io e te, le mani, le SUV, ma un triangolo Gli alunni riesce del a vendere Sole. anche, a vincere anche il Festival Bar del 78. 78. Questa era Sì, Liu. Sentite cosa fa. Si stendeva su di E noi fine qui è facile. Di noi? e ci dava un po' di sé Ci dava un po' di sé. senza Ci dava un po' di sé chiederci senza perché. chiederci Ma non la perché. conosci? Senza chiederci Sta facendo una cultura, Deborah. No, ma io lo rivoglio, È Ti chiaro. rivoglio qui, io ti rivoglio per almeno altre 3 puntate. un po' di sé, Assolutamente. con gli Intanto c'era lui che con gli occhi guardava me e con la mano cercava te. Era sul letto per par condicio. o su un divano ingigantita da un falso piano. No, aspetta, cosa faceva? Sul divano? Era sul letto caldo o sul divano ingigantita da un falso piano. Probabilmente c'era una stanza in leggera discesa. Ingigantita da un falso piano. Cioè anche la prospettiva stiamo analizzando in questo triangolo. Effettivamente è geometria. Non so. Geometria. Ma fantastico. Mi fa paura, ragazzi. Gli alunni del Sole hanno visto un bel mondo con questa signorina Liu. Tra l'altro è anche l'occasione di ricordare proprio perché poco più di un mese fa ci ha lasciato Paolo Morelli, che è l'autore e il cantante solista degli Alunni del Sole. Questo rimane il più grande successo, Però diciamocelo, se la sua vita l'ha vissuta così si è anche poi divertito, quindi siccome prima o poi tocca a tutti, a colpi di Liu si è divertito come un disperato. E finalmente però arriveremo al pezzo forte. Beh, il pezzo forte Chi è sto bel ragazzo qua? ce ne sono diversi. Beh, questo era un famoso. Sterling, beh, ma me lo ricordo! Questo te lo ricordi? Il nero con gli occhi azzurri, Il nero con gli Sterling occhi azzurri, Saint-Jacques. In realtà era un protagonista delle serate dello Studio 54 di New York insieme a Grace Jones. Poi Grace Jones ebbe il successo internazionale, mentre Sterling Saint-Jacques apparve in Italia. Sicuramente frequentava l'ambiente delle feste, aveva una vita mondana, diciamo, Te di lo dico, grandissimo. gliel'avrei fatta fare anch'io uno così. Ma erano vita veri mondana. quegli occhi azzurri? Credo che non sarebbe uscito con te comunque. No? Non ero- non credo. Non eri il suo genere, diciamo. Temo Se vivamente. mi facevo crescere la barba? Temo, non lo so, poi dopo che lui ballava con Grace Jones, l'ambiente era quello. Scompare improvvisamente, non si sa di cosa, perché non si sa come si chiami, non si sa dove venga. Ma è morto? Non si sa. Ah. Si dice, Wikipedia lo dà scomparso nel 1984 per, diciamo, dando la colpa all'AIDS. In realtà poi nel 1985 la stampa riporta un suo concerto
in un'arena estiva in Liguria. Quindi è un mistero. Ed è un mistero davvero dove un sia mistero, nato, dove dove sia sia le biografie italiane che circolarono al tempo della sua venuta a Sanremo erano completamente artefatte, completamente artificiali, frutto di qualche ufficio stampa che non poteva certo raccontare la storia di un ballerino e fotomodello nell'ambiente sicuramente depravato per gli standard italiani dello studio 54 newyorkese dei fine anni 70 e quindi come arriva noto solamente appunto per i suoi Ma quegli occhi. occhi azzurri erano veri? Ma sì, un po' come i miei, come vedi. Com'era bello. Vabbè. Barbara, noi siamo arrivate alla fine, non gli possiamo fare le domande. Quasi, c'era un ultimo pezzo che forse è quello che stiamo sentendo. L'ultimo pezzo no, No. è un trentennale. Un trentennale, va bene. Perché nel 1983 a ottobre un grande consorzio televisivo appena nato lancia il suo primo varietà del sabato sera, si chiama Premiatissima ed è un concorso di canzoni, un concorso di cantanti, insieme a Fiorella Mannoia, insieme a Bobby Solo, insieme a tante big della canzone italiana partecipa anche un Carneade, il nome di questo Carneade bolognese Paco d'Alcatraz. Paco d'Alcatraz si presenta originariamente Mutande, come t'ho detto che era il pezzo forte. La sua canzone in concorso è Granchio, è una canzone estiva lanciata a ottobre per errore. Dopo 3 puntate la canzone estiva che parla di spiaggia e di mare a ottobre non va. Allora decidono di andare in onda con lato B, lo registrano in tarda serata, il pubblico ride e si diverte e va in onda alle 21:30 di un sabato sera all'insaputa del proprietario della televisione che sta controllando i suoi affari al piano di sopra degli studi di Cologno Monzese. Quando ascolta questa mutande in televisione, un'idea del regista, dei tecnici e dei programmisti, sembra che il principale azionista del consorzio TV si sia arrabbiato tantissimo. Non è questo Perché lo le standard? avevano! Era quello il motivo per cui si era arrabbiato. Sei la persona che stiamo pensando, Era per quello, se era smutande con la S davanti. No, infatti la canzone dice anche non si può senza mutande, non si può stare nel mondo, non si può senza mutande. Sembra comunque che esattamente durante questi 5 minuti gli spettatori incuriositi cambino canale e per la prima volta le televisioni appena nate all'inizio degli anni 80 sorpassano proprio quel frangente qua, la televisione E di Stato. grazie alle mutande! Quello che potrebbe succedere tra poco quando noi chiederemo le nostre 10 scottanti domande. Esatto, dobbiamo fare in frettissima perché a abbiamo Eddie. veramente 2 minuti al volo. Allora, vai tu? Che cos'è uno smokey eye? Che cos'è uno smokey eye? Un tipo di trucco? Bravissimo. Grande. Che cos'è l'Illangen? L'Illangen è un fiore norvegese. No, però palo, perché la zona è quella, è una serie di mobili da bagno dell'Ikea. Vabbè, dai, Crimine musicale numero 1. Il crimine musicale numero 1 è una canzone fatta a Sanremo del 2001 che si chiama Grazie, cantata dal complesso sardo degli Isola Song. È chiaro, no? Il capolavoro YouTubatelo. musicale numero 1. Il capolavoro musicale numero 1 è Life on Mars di David Bowie. Vabbè. Possiamo essere d'accordo, il pezzo più adatto a sedurre una donna. Mutande. Sicuramente in prima istanza mutande, Una se non volta hai a disposizione mutande. mi capitò di sedurre una signorina con il cassonetto cantata dai figli di Bubba, che erano Sergio Vastano, Enzo Braschi e altri a Ok, me. direi che non è il più idolo. adatto, forse nel Però mi è contesto. successo, insomma. Ho anche baciato una fidanzata con Drop the Boy dei Bros. Grande, figurati se non mi ricordo i Bros, noi siamo in chiusura, non riusciamo a farle tutte e 10. L'ultima allora? L'ultima è una canzone per Chick Chat. Una canzone per Chick Chat è Scasciusciù di Claudio Cecchetto del 1982. Ce la farai sentire la prossima volta che vieni a trovarci. Foto! Grazie per essere stato con noi. Facciamo una foto. Foto, Gianni, sei pronta? Vieni qua con noi? Qui con noi. E dove se no? Ok, grazie mille. Grazie. E allora, se avete smesso di avere paura, grazie alla musica che ci ha proposto Eddie Anselmi, sicuramente avrete imparato molto in questa puntata di Chick Chat. Da parte mia, di Barbara e di Gianina, l'appuntamento è a lunedì della prossima settimana. Ma vi ricordo intanto il nostro sito, anzi scusate, la nostra pagina Facebook, quella di Chick Chatting e anche quella di DTV.
E poi soprattutto vi do appuntamento a domani, martedì con Paola Assini e la puntata dedicata ai sentimenti, ai rapporti di coppia e perché no al sesso. E domani Paola assieme ai suoi ragazzi, ai suoi ospiti e al nostro psicologo di che cosa ci parla? Ci parla della differenza di età nei rapporti di coppia. Un problema? Una risorsa? Boh, chi lo sa. Se volete scoprirlo seguiteci domani. Ciao!